Ciao ragazzi, io Alberto e oggi siamo tornati in un nuovo video. Sarà nel top 10 dei calciatori più forti al mondo e nel top 5 dei cantanti più bravi al mondo per me poi. Allora, iniziamo subito. Al 10° posto c'è... aspetta, no, ragazzi, al primo posto veramente. Al primo posto c'è Cristiano Ronaldo, ok? Ronaldo, poi al secondo posto c'è Messi, Lionel Messi, perché comunque è un dio più forte del mondo. Poi al terzo posto c'è Antoine Griezmann, perché stavo cadendo, esultanza quando c'è su adesso di tecnica di Fortnite, che voi conoscete benissimo. Nella quarta position c'è Kylian Mbappé, Mbappé è un giocatore molto forte, come dire, è molto forte, quindi anche la Francia, quindi Mbappé. Nella quinta posizione c'è Mohamed Salah, perché comunque Salah è uno dei giocatori anche lui più forti al mondo, tantissimo. Poi c'è Sergio Aguero, giocatore molto forte del Manchester City, molto forte, nella settima posizione. Nell'ottava posizione c'è Romelu Lukaku. Lukaku è un giocatore molto forte, signori, veramente molto forte. Nella nona position troviamo Eden Hazard. Eden Hazard è un giocatore molto più forte del mondo, peccato che è arrivato secondo nella nazionale, è arrivato secondo e quindi peccato però è che Eden Hazard. Poi c'è anche Neymar nella decima posizione. C'è Neymar Junior, c'è nella decima posizione c'è Neymar Junior. Ora vediamo la top 5 dei calciatori, dei cantanti. Eccoci qua ragazzi, c'è una top 5 dei cantanti più famosi al mondo. Il numero 1 c'è Biondo, lo conoscete tutti, presumo. Al numero 2 invece, al numero 2 c'è Irama, lo conoscete tutti perché tutte le ragazze del sotto impazziscono per Irama. Nella terza position c'è Einar, comunque canta canzoni italiane, però è bravino secondo me. Nella quinta posizione e ultima posizione c'è Emma Muscat, comunque come sapete tutti è la fidanzata di Biondo, quindi Emma Muscat è anche brava, canta in inglese, lei è americana, quindi beh. Spero che questo video vi sia piaciuto, commentate e condividete, spoilerate che non posso, iscrivetevi, ci vediamo nel prossimo video. Bye!